Continua a crescere il numero delle vittime sul lavoro a causa del Covid, un aumento del 10% solo nel mese di novembre rispetto a quello precedente. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, elaborati sulla base dei più recenti dati INAIL. Fino al 30 novembre sono state 266 le morti sul lavoro per Covid nel nostro paese, un terzo delle morti bianche denunciate in Italia. Maglia nera la Lombardia, mentre in Veneto la situazione appare nettamente migliore con 10 decessi. Il settore in assoluto più colpito è quello della sanità e assistenza sociale, seguito dalle attività manifatturiere, il trasporto e magazzinaggio, l'amministrazione pubblica. A colpire negativamente anche l'impennata delle denunce di infortunio sul lavoro legato al Covid, oltre 104.000 in tutta Italia, un quinto del totale, con il Veneto al terzo posto della classifica nazionale. 7 volte su 10 l'infortunio riguarda una donna e ancora una volta il settore maggiormente coinvolto è quello sanitario, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, medici.